Il primo esame brillantemente superato è stato il caldo torrido di questa settimana di Ferragosto. In casa si stava belli freschi, con un consumo energetico pari a quello di un phon e una spesa di 5 centesimi al giorno. Impossibile? Provare per credere, per verificare basta fare una capatina a Spinea e andare a visitare la nuova casa del giornalista veneziano Giorgio Maravasi, che con la sua famiglia ha voluto realizzare la sua nuova abitazione a zero impatto ambientale. È una casa in legno, classificata, che sta per essere classificata secondo Casa Clima come casa Golden Nature, cioè il top della graduatoria di Casa Clima, ma ed in Veneto ce ne sono altre 5, quindi questa diventa la sesta, la seconda in provincia di Venezia. Ma a differenza delle altre ha un insieme di caratteristiche che la rendono appunto diversa e originale. Con 5 gradi sotto zero o con 35 gradi fuori, l'energia massima consumata per scaldare d'inverno o per raffrescare d'estate la casa è all'incirca è meno di 2000 watt, un phon. Così, per la famiglia Maravasi, si è realizzato un obiettivo che parte da una grande attenzione per l'ambiente. Questa scelta nasce da un interesse che tutta la famiglia, la mia famiglia ha sempre avuto per il tema dell'abitazione sostenibile, dell'abitazione che non inquina, che non ha impatto ambientale, che non emette nulla di negativo e che al tempo stesso è energeticamente efficiente. La costruzione della casa, tutta in legno, è stata progettata e seguita passo dopo passo dall'architetto Denis Tegon. Tutti possono fare questa esperienza. È normale che da professionista credo che un progetto del genere vada bene per una persona che sia più affezionato all'aspetto ambientale ed ecologico del progetto. Su quello che non deve fare mi sento di dire che non c'è nulla perché è una casa per tutti e può essere replicata assolutamente ovunque.